Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Messina, femminicidio di Sara Campanella, processo estinto con la morte dell'assassino reo confesso Stefano Argentino, ma i genitori della studentessa non si arrendono e denunciano la mamma del giovane per favoreggiamento e concorso. Al figlio scriveva volere e potere. A Catania indagato per violenza sessuale su una collega Giuseppe Reina, direttore sanitario dell'ASP di Catania ed ex primario all'ospedale di Paternò. Il medico è stato sospeso. A Siracusa, associazione a delinquere, sequestrati 6 milioni di euro. Fra i 7 indagati c'è anche l'ex assessore Fabio Granata. Avrebbe avuto il ruolo di finanziatore occulto e di reclutatore di prestanome. Corse clandestine all'alba sulla circonvallazione di Acate, trasformata in pista per calessi, un fenomeno che intreccia degrado, scommesse illegali e criminalità organizzata. Il maxi traffico di marijuana dietro l'attività di un'azienda agricola, Partinico, nel Palermitano. 4 gli arresti per un importante giro d'affari. Preoccupati ma determinati ad andare avanti gli attivisti della flotilla dopo i 2 attacchi subiti nella notte. Le imbarcazioni prenderanno il largo domani da Augusta, dirette a Gaza. Trova un portafoglio con 700 euro nel messinese e lo restituisce al proprietario. Protagonista di questo gesto esemplare di onestà è un giovane senegalese venditore ambulante che vive a Catania. Calcio, Torre del Grifo, il logo, ma anche il recente mercato sono alcuni dei temi trattati in conferenza stampa dal direttore generale del Catania Zarbano e dal direttore sportivo Pastore. Bentrovati. A Messina si è chiuso, è praticamente estinto il processo per la morte di Sara Campanella dopo il suicidio di Stefano Argentino, il killer reo confesso, ma i genitori della ragazza hanno presentato un esposto denuncia alla madre di Argentino. Sentiamo, il servizio è di Francesco Triolo. Prego. Sinora c'è stato silenzio necessario per un dolore così grande, ma noi siamo qui per la giustizia di Sara, perché Sara deve avere giustizia, vogliamo la verità. Se ci sono responsabilità, e allora si trovino. Il dolore di Cetti Zaccaria, la madre di Sara Campanella, è nascosto dagli occhiali scuri all'uscita dal Tribunale di Messina. La sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise ha da poco chiuso il processo a Stefano Argentino, non luogo a procedere per estinzione del reato, per morte del reo, ma il percorso giudiziario non sembra essersi concluso. I legali della famiglia di Sara hanno annunciato un esposto alla procura nei confronti di Daniela Santoro, la madre di Stefano Argentino, per valutare se sussistano le ipotesi di favoreggiamento e concorso nel reato commesso dal figlio, che era imputato per omicidio aggravato premeditato. La madre era a conoscenza di tutto quello che l'Argentino faceva, di tutto quello che l'Argentino pensava, e non c'è stata mai da parte della madre un ostacolo a questo comportamento ossessivo. Depositati anche dei messaggi in cui la madre gli scriveva "dai tempo al tempo" o "volere e potere", e in un messaggio alla madre dopo aver saputo della morte di Sara il giovane studente universitario scrive "l'avevo detto io perché l'avevo colpita in quel punto lì". In un altro messaggio, che non si sa se sia stato inviato, Stefano Argentino avrebbe scritto "mamma, tu sai quanto io sia vendicativo", e la madre sarebbe stata anche al corrente dei suoi pedinamenti. All'udienza non erano presenti i genitori di Argentino, ma c'era l'avvocato della famiglia. Mi lascia un po' basito, perché se effettivamente, come è stato detto, queste responsabilità emergerebbero dagli atti di indagine, come mai allora non è stato proprio il PM in corso di indagine, quindi quando ancora Stefano era vivo, a fare una variazione del capo di imputazione e iscrivere altre persone al registro degli indagati? Indagato per violenza sessuale su una collega Giuseppe Reina, ex primario a Biancavilla e Paternò e adesso direttore sanitario dell'ASP di Catania. Per lui è scattata la sospensione per 1 anno. La procura ne aveva chiesto l'arresto. Angelo Gagliano.
I fatti in oggetto impongono un atteggiamento di rigorosa attenzione, quanto fa sapere l'azienda sanitaria provinciale di Catania, prendendo atto del provvedimento del giudice che ha sospeso per un anno il direttore sanitario Giuseppe Reina, 63 anni, ed ha avviato le procedure di esecuzione dell'ordinanza. Secondo l'accusa, quando era primario delle unità operative complesse di chirurgia di Biancavilla e di Paternò, Reina avrebbe tenuto comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali dal personale femminile della struttura, forte del suo ruolo gerarchico, anche durante i turni di lavoro. Di tutti gli episodi contestati, il giudice per le indagini preliminari ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza per una occasione commessa nei confronti di una collega donna, medico chirurgo. Approfittando dello stato di soggezione della vittima, contesta la procura, l'avrebbe anche indotta a subire atti sessuali. Gli episodi sarebbero avvenuti in presenza di pazienti con gesti rapidi, scrivono i magistrati, da impedire alla donna di difendersi e di manifestare il dissenso, fatti che sarebbero stati ripresi dal sistema di videosorveglianza. La procura aveva chiesto l'arresto di Reina, ma il GIP non ha ritenuto di concederlo. Le accuse non hanno retto davanti al GIP e non reggeranno in caso di ricorso della procura davanti al Tribunale del Riesame, lo dice l'avvocato Rosario Pennisi che assiste Reina. A fare avviare l'inchiesta è stata la dottoressa che era una stalker del mio assistito, aggiunge il legale, e questo lo abbiamo dimostrato ampiamente facendo vedere lettere e messaggi che inviava al suo ex primario. L'unico episodio contestato è avvenuto in sala operatoria e non era un gesto volontario, e lui è la vittima del fango che adesso è stato sollevato, conclude Pennisi. La procura deciderà se impugnare il rigetto. I carabinieri di Catania sono intervenuti nel reparto di cardiologia dell'ospedale Garibaldi Nesima dopo che un paziente psichiatrico di 44 anni aveva minacciato e aggredito verbalmente medici e infermieri. L'uomo, in forte stato di agitazione, non accettando le sue dimissioni, pretendeva di continuare ad occupare il posto letto nel reparto. Il 44enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minacce e sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. Associazione per delinquere, sono stati sequestrati 6 milioni a Siracusa, 7 persone ad 8 società riconducibili al gruppo Onda. Tra gli indagati c'è anche l'ex assessore regionale Fabio Granata. Orazio Longo. Il GIP di Siracusa ha disposto il sequestro preventivo di 5.600.000 euro nei confronti di 7 persone e 8 società riconducibili al gruppo Onda che si occupa di distribuzione di energia elettrica, in particolare tra Sicilia e Sardegna. L'indagine della Guardia di Finanza risale 10 anni fa e ha per oggetto una pluralità di reati fallimentari, tributari e contro il patrimonio, taluni dei quali reiterati e commessi con una sistematicità da denotare l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere, si legge nell'ordinanza. Tra le 7 persone indagate c'è anche Fabio Granata, ex assessore regionale ed ex presidente della Commissione regionale antimafia, che si è dimesso recentemente da assessore al comune di Siracusa, anche se per lui il GIP parla di posizione assai sfumata, ipotizzando un ruolo di finanziatore occulto e reclutatore di prestanome. Le accuse a vario titolo per gli indagati sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di autoriciclaggio, bancarotta, reati fiscali e associazione a delinquere per la commissione di truffe. Secondo gli inquirenti, ad assumere il ruolo di capo sarebbe stato Luigi Martinez, cognato di Granata. A corredo dell'inchiesta vi sarebbero le intercettazioni telefoniche della Guardia di Finanza. Si è costituito nel carcere di Bollate, vicino Milano, Antonello Montante, l'ex leader degli industriali accusato di aver condizionato la vita politica siciliana attraverso una rete di finanziatori pubblici infedeli. Dovrà scontare una pena non inferiore ai 4 anni e 5 mesi. Per oltre un decennio, forse anche 2, ha condizionato la vita politica siciliana grazie a una serie di dossier su uomini e donne delle istituzioni a tutti i livelli che aveva raccolto nel tempo grazie a una vera e propria rete di informazioni riservate. Ora deve rispondere di almeno 3 episodi di corruzione e di accesso abusivo alle banche dati delle forze dell'ordine. Si aprono definitivamente le porte del carcere per Antonello Montante, l'ex leader degli industriali siciliani. Si è costituito lui stesso ieri sera nel carcere di Bollate a Milano. Montante dovrà scontare una pena definitiva non inferiore a 4 anni e 5 mesi. La sentenza di condanna è ormai passata in giudicato per decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato una parte della stessa sentenza di secondo grado, quella riguardante l'associazione a delinquere, ma confermato la corruzione. Rispetto agli 8 anni cui era stato condannato in appello, Montante dovrà scontare una pena più lieve, ma questa pena non potrà essere inferiore a 4 anni, 5 mesi e 20 giorni. Per questo la Corte d'Appello di Caltanissetta ha deciso di non attendere l'udienza di riconteggio e ha emesso un decreto
decreto di esecuzione pena che è stato notificato al legale di Montante e alla squadra mobile per eseguire l'arresto. Montante però non era in sede ed è stato lui stesso a scegliere di costituirsi a Milano. Nelle prossime settimane a Caltanissetta si terrà l'udienza che stabilirà per quanto tempo dovrà restare in carcere l'ex uomo potente di Confindustria. Secondo i calcoli dei magistrati si parte almeno da 6 anni e non 4 anni e mezzo, ma saranno sicuramente meno degli 8 originali. A questi andranno sottratti 1 anno e mezzo di detenzione in attesa di giudizio ed è certo che la difesa presenterà da subito una istanza al Tribunale della Libertà anche prima che il riconteggio della pena sia definitivo. La morte dell'imprenditore Angelo Onorato. Per il legale della moglie l'omicidio non è escluso. Secondo l'avvocato Vincenzo Lorè, un test dice che Onorato temeva per la sua incolumità. Non sono stati trovati elementi di certezza indiscutibili a favore del suicidio o dell'omicidio, spiega il legale, che poi annuncia: posso anticipare che un testimone dichiara che Onorato si confidò con lui dicendo che nel mese di marzo si era accorto di essere stato pedinato da 2 persone e di essere preoccupato per la sua incolumità. Domenica scorsa all'alba la circonvallazione di Acate è diventata pista per un'ennesima corsa clandestina di calesse, un fenomeno che intreccia degrado, scommesse illegali e criminalità organizzata e che ora preoccupa anche le istituzioni locali. Jerry Italia. Cavalli lanciati al galoppo preceduti da una staffetta di scooter e moto ad alta velocità. Così all'alba di domenica scorsa la circonvallazione di Acate si è trasformata ancora una volta in pista clandestina. Poco dopo le 5:30 del mattino decine di giovani, anche minorenni, hanno assistito e documentato la corsa con video diffusi sui social a poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri. Scene che raccontano non solo la sfida illegale ma anche il disprezzo per le regole e per lo Stato, perché dietro a queste competizioni si muove un sottobosco di stalle abusive, cavalli tenuti in condizioni di degrado estremo e doping per aumentare le prestazioni. Un giro che secondo l'OIPA vede la partecipazione non solo di pregiudicati ma anche di giovanissimi sempre più attratti da questa subcultura dell'illegalità. Il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, rilancia l'appello alle istituzioni: servono controlli costanti e un fronte comune per fermare un fenomeno che rischia di radicarsi nel tessuto sociale. Le indagini sulle corse clandestine hanno già svelato in passato legami con la criminalità organizzata e la presenza di fantini con precedenti penali. È lo stesso motivo che portò nel 2009 alla sospensione del Palio di San Vincenzo, tradizione storica della città, che il sindaco vorrebbe ripristinare. Non posso che esprimere un grandissimo rammarico. Acate è indissolubilmente legata al cavallo, vista la tradizione ultracentenaria di un palio che purtroppo non si tiene da qualche anno e che noi come amministrazione vorremmo riportare in auge. Episodi del genere che vanno fortemente condannati ovviamente non ci aiutano su questa strada. Oggi, con nuove generazioni coinvolte e un giro d'affari che non si ferma, il timore è che Acate torni a essere epicentro di un'attività criminale diffusa e radicata. A Partinico, nel Palermitano, un'azienda agricola era in realtà una copertura di un maxi traffico di marijuana. 4 le persone arrestate, un giro d'affari importanti sotto un'attività che apparentemente risultava legale, ma non era così. Marco Gullà. Apparentemente era dedita alla coltivazione di cannabis light, ma in realtà nascondeva un vero e proprio traffico di marijuana ad alto principio attivo. Operazione antidroga della polizia a Partinico, dove è stata scoperta un'azienda agricola che era stata convertita in produzione di canapa indiana. Il giro d'affari superava il €500.000. L'azienda partinicese produceva marijuana, 4 persone finiscono ai domiciliari, obbligo di dimora per gli altri 2 indagati. Le indagini hanno permesso di scoprire il ruolo dei 6 che svariavano dalla coltivazione, essiccazione e confezionamento della droga. Un'organizzazione capillare dell'attività da effettuare grazie a specifiche competenze nel settore agricolo e alla disponibilità di terreni di proprietà e macchinari adatti alla pulitura delle foglie di marijuana. Lo stratagemma utilizzato consisteva nell'alternare la cannabis light del tipo purple, del tutto legale, con piante di canapa indiana ad elevato coefficiente drogante, così da camuffare la produzione vietata. Lo smercio, secondo gli investigatori, avveniva soprattutto nella zona di Partinico, Cinisi e Trappeto, un mercato florido che garantiva ai 6 indagati guadagni importanti sotto un'attività che risultava legale. Preoccupati ma determinati ad andare avanti gli attivisti della flotilla dopo i 2 attacchi subiti nella notte. Le imbarcazioni prenderanno il largo domani da Augusta, dirette a Gaza. Francesco Aloi.
Nelle ultime ore 2 attacchi a 2 imbarcazioni della Sumud Flottiglia, questo non vi intimorisce? No, assolutamente, anzi ci aspettavamo degli attacchi del genere, magari non ce li aspettavamo con queste tempistiche così in fretta e magari speravamo non capitassero 2 di fila, ma sicuramente non è un gesto che ci spaventa o che ci fiacchi nell'animo. La Global Sumud Flottiglia non si ferma. Gli attacchi subiti dalle 2 imbarcazioni, la Family, con a bordo anche Greta Thunberg, e la Alma, preoccupano e fanno riflettere. È un tentativo previsto, è abbastanza scontato di spaventarci, sappiamo quali sono le loro intenzioni, ma come puoi vedere non siamo spaventati. Quindi. La data segnata in rosso è l'11 settembre. Le imbarcazioni lasceranno il porto di Siracusa alla volta di Gaza. A bordo, oltre ai tanti volontari di 44 nazioni, gli indispensabili aiuti umanitari. Noi porteremo delle 500 tonnellate raccolte circa, sono 45 quelle che abbiamo stoccato nel porto e stiamo ultimando di caricare sulle barche. Sono suddivise in pacchi da 20 kg, già in formato famiglia. Intanto qui ad Augusta si ultimano i preparativi prima di mettersi in viaggio. Hanno provato a intimidirci, però siamo carichi, anzi le notizie che arrivano da Tunisi ci danno solo più forza. Ma la Sumud Flottiglia è entrata anche nel dibattito politico. Le opposizioni chiedono alla Premier Meloni chiarimenti sugli attacchi. Dalla Farnesina Tajani risponde che non è compito dell'Italia fare indagini. A bordo ci saranno anche esponenti politici. Il senatore dei 5 Stelle Croatti ha detto: gli attacchi non ci fermano. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Trova un portafoglio con 700 euro e lo restituisce al proprietario. Protagonista di questo gesto esemplare di onestà è un giovane senegalese, uno dei tanti venditori ambulanti che vivono a Catania. Lorena Dolci. Ecco Samba e Salvatore, una foto che racchiude una piccola storia di onestà, un gesto raro che diventa eccezionale quando contraddice tante narrazioni sugli stranieri che arrivano in Italia. Samba Youm infatti è un senegalese di 31 anni, uno dei tanti Vukumpra che ci capita di incontrare nei mercatini. Sabato scorso trova per terra un portafoglio, dentro ci sono 700 euro e documenti. Samba rintraccia il proprietario e 2 giorni dopo parte da Catania e lo riporta a Salvatore Monaco, un elettrauto di Giardini Naxos, che racconta commosso quel gesto inaspettato. Ho premesso anche che non hanno toccato nessuno, c'erano ingenti somma nel portafoglio, non hanno toccato nulla. Poi non le dico la bontà di questi ragazzi che non volevano neanche che io lo compensassi con qualcosa. Cosa che ho fatto, giustamente ho fatto il mio dovere. In questo video girato dal nipote di Samba, il momento della consegna, fatta proprio come si vede, senza aspettarsi niente in cambio. Li ringrazio di cuore, loro, la loro umiltà, la loro dolcezza, ragazzi che meritano di stare in un territorio come l'Italia, che a volte ci sono dei pregiudizi, ma non tutti siamo uguali. Un grazie ed un impegno. Farò di tutto, dice l'elettrauto, per garantirgli un posto regolare nel nostro mercatino. 21 rotazioni settimanali, biglietti agevolati per i residenti e nuove rotte già dalla prossima estate. L'aeroporto di Comiso si prepara a una nuova fase di rilancio grazie alla continuità territoriale. Veronica Barbarino. E nella continuità territoriale la chiave per rilanciare lo scalo di Comiso, che si prepara a cambiare passo grazie a 21 rotazioni settimanali e a 328.000 posti l'anno. È la terza continuità territoriale che la regione siciliana mette in campo dopo quella degli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria. Ci abbiamo lavorato negli ultimi 2 anni, siamo riusciti a ottenere tutte le autorizzazioni, anche quelle previste dalla Commissione europea, e finalmente dal 1° novembre si partirà. 15 i milioni di euro messi in campo dalla Regione per permettere ai residenti di viaggiare con Aero Italia verso Roma a 56 euro e verso Milano a 68 euro, più ulteriori sconti possibili per anziani, studenti, bambini e disabili residenti in Sicilia. Ci sarà il collegamento diretto con l'Inade che nelle prevendite sta andando benissimo, al di là di ogni più
rosea aspettativa e noi chiederemo ad ENAC se è possibile il raddoppio, sia finalmente il doppio collegamento con Roma, che secondo me è importantissimo, e finalmente l'aeroporto ha stabilità che qui non si è mai avuta negli anni. Comiso più vicino al resto d'Italia, con nuove opportunità di crescita per residenti e imprese. Abbiamo aeroporti in crescita, abbiamo ovviamente la voglia di portare altro traffico, si faranno molti investimenti grazie ai fondi messi a disposizione dal governo regionale anche attraverso i fondi di sviluppo e coesione. C'è un progetto legato al cargo che sta andando molto bene avanti e ci sono altri progetti che sono finanziati per migliorare l'infrastruttura e renderla più appetibile. In arrivo la gara per l'area cargo e in estate le nuove rotte Aero Italia per Torino e Bologna. La regione intanto adegua i collegamenti extraurbani agli orari dei voli da e per Comiso. Adesso una breve pausa e poi il calcio, parleremo del Catania. Torre del Grifo, il logo, ma anche il recente mercato. Sono alcuni dei temi trattati dal direttore generale del Catania Zarbano e dal direttore sportivo Pastore. Sentiamo Marco Carli. Il punto del lavoro fatto finora, soprattutto sul mercato, ma anche inevitabilmente lo sguardo rivolto al futuro con tappe importanti come Torre del Grifo e il logo. Il direttore generale e il direttore sportivo del Catania partono dal metodo, lo fa Zarbano. Nessuna rivoluzione, dice, ma chiarezza dei ruoli. E sull'avvio fulminante specifica, siamo solo all'inizio. Si parla anche di cifre, dopo i numeri dello scorso bilancio con le perdite, poi ripianate dalla proprietà. Quello che io dal 30 giugno 2025 è un bilancio che è comunque in perdite che sono state coperte dall'azionista. Nonostante questo però, in questa sessione di calciomercato abbiamo ottenuto anche un notevole risparmio dal punto di vista economico e finanziario. C'è stato un abbattimento del monte ingaggi che si ripercuoterà nel bilancio del prossimo anno. Torre del Grifo, se sarà assegnato al Catania, ha confermato che si partirà dalle esigenze della prima squadra, i campi dunque. Sul logo, dice Zarbano, richiesta fatta 2 mesi fa ma attesa da parte della curatela. Squadra di Tacchio ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Celli, Caturano e Rolfini fanno lavori differenziati. Chiuso il mercato estivo, i rinnovi diventano la priorità. Non tutti i giocatori in scadenza potranno rinnovare, ma si vuole tentare di tenere gli atleti validi che sono in gruppo. Non è scontato che ci possa essere un rinnovo per chi ha scadenza. Un professionista fa il professionista e si comporta da tale fino alla fine. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata.